Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuto a tutti i presenti, a quanti ci stanno seguendo anche in diretta dalla pagina Facebook del Consiglio regionale e sul canale YouTube appunto del nostro Consiglio. Oggi presentiamo un'opera particolare, Cesco Tomaselli, viaggi, reportage, avventure di un inviato speciale. Un volume a fumetti dedicato appunto ad uno dei giornalisti più singolari della stampa italiana del Novecento, il veneziano Cesco Tomaselli, narrato da Nicoletta Masetto con le illustrazioni di Matteo Mancini e Irene Carbone. Un ringraziamento particolare va all'amica e collega Francesca Scatto, presidente della Sesta Commissione Consigliare Cultura, che ha voluto fortemente questo momento, nonché all'amministrazione comunale di Borgoricco che ha promosso questo volume. Cesco Tomaselli, quando non era impegnato come inviato speciale nei punti caldi del pianeta, amava ritirarsi, oltre che nelle sue amatissime Dolomiti, proprio a Borgoricco, nella villa della moglie Anna Maria Bressanin, villa che oggi accoglie un'importante struttura ricettiva per anziani dell'Opera Immacolata Concezione. Trovo molto bella e importante l'iniziativa del Comune, appunto guidato dall'amico Alberto Stefani, che fa rivivere nei fumetti di Matteo Mancini e Irene Carboni per i testi di Nicoletta Masetto la vita di questo grande giornalista, al cui nome l'amministrazione comunale borgorichese ha anche intitolato un prestigioso premio giornalistico nel cui albo dei vincitori figurano le maggiori firme del giornalismo d'inchiesta italiano contemporaneo, oltre che alla sezione junior dedicata agli studenti delle scuole medie superiori. Francesco Ugo Tomaselli si formò come giornalista al Gazzettino di Venezia, ma prima del suo ingresso nel mondo del lavoro la sua prima e vera palestra di vita furono le trincee della Prima Guerra Mondiale, dove combatté da volontario arruolato nel battaglione, come alpino nel battaglione Vicenza, a fianco di Cesare Battisti. Quell'esperienza lo segnò profondamente e gli permise, dopo la laurea, di affrontare con uno sguardo particolarissimo tutti gli eventi, e non solo quelli bellici, che raccontò per i lettori del Corriere della Sera, il più importante giornale italiano, dove aveva iniziato come oscuro cronista per diventare, a seguito di coincidenze a dir poco fortunate, il narratore di Umberto Nobile, dei suoi viaggi al Polo Nord, compresa la tragedia del volo del dirigibile Italia e l'epica vicenda della Tenda Rossa, con tutte le polemiche che seguirono. Del suo mestiere Tomaselli scrisse: ciò che conta è informare e per informare occorre andare, vedere, interrogare, investigare, avere insomma l'umiltà di considerarsi sempre cronisti, come il primo giorno in cui si entrò in redazione. Parole che si commentano da soli, che oggi non sono proprio la linea di condotta di tanta informazione che vediamo in giro. Il Corriere della Sera sarà la sua casa, ma della vita di Tomaselli parleremo più dettagliatamente appunto gli autori del volume che presentiamo. Io mi limito a sottolineare una coincidenza che spesso è trascurata. Tomaselli al Corriere della Sera, tra le altre cose, incontrò altri grandi veneti come il veronese Arnaldo Fraccaroli, i vicentini Filippo Sacchi e Guido Piovene, il trevigiano Giovanni Comisso, oltre ad un altro giornalista come lui, amante delle montagne, quel Dino Buzzati, che non solo fu abile scrittore e scalatore al pari di Tomaselli, e non a caso ad entrambi sono state dedicate 2 ferrate tra le più impegnative delle Dolomiti, ma anche appassionato grafico e disegnatore. Una coincidenza, anche questa molto bella, quella di un libro a fumetti che sembra riunire ancora una volta questi 2 intellettuali e quella squadra di scrittori veneti che appunto animarono le colonne del quotidiano milanese, narrando come pochi pari il mondo ben oltre i confini europei, grandi inviati speciali della grande storia del mondo che stava cambiando, commessi viaggiatori della curiosità, dotati di una capacità di scrittura unica. Non voglio tediarvi ulteriormente, lascio spazio ai protagonisti di questa giornata, appunto Cesco Tomaselli e i suoi narratori. Scuserete l'orgoglio veneto, per di più anche da alpino, nel sottolineare che questa squadra di inviati speciali, autori di cronache memorabili e veri occhi
aperti sul mondo, con un reportage ai quali il nostro paese appunto divenne poi un po' meno provinciale, scoprendo altri popoli, altre nazioni. Lascio dunque all'amica Francesca Cato la conduzione della presentazione. Prego Francesca. Buongiorno a tutti, grazie Presidente Ciambetti, grazie a tutti voi per essere qui oggi. Chiamo l'assessore del alla cultura del Comune di Borgoricco, Maria Chiara Franchin. L'autrice Nicoletta Masetto. Accomodatevi pure. Bene, allora, non è la prima volta che si sente parlare di Cesco Tomaselli, perché è una vita passata sempre, bisogna dire nel suo caso in trincea, non in senso lato, ma proprio in trincea, perché è stato parte attiva. Ma perché noi oggi siamo qui? Siamo qui per ascoltare poi la narrazione di fatti, cioè quello che diceva prima il Presidente Ciambetti, riportando l'affermazione di Cesco Tomaselli: l'importante è raccontare basandosi sulla veridicità. E voi mi scuserete, i giornalisti presenti in sala mi scuseranno se dico che oggi tutto questo difficilmente è rinvenibile, laddove abbiamo delle notizie che, tralasciando lo scopo principale, che è quello di dare la conoscenza dei fatti così come sono, molte volte invece ci forniscono una verità dei fatti alquanto distorta. Allora si parlava di narrazione dei fatti veritiera per far conoscere, lo scopo è far conoscere, tramandare, e creando anche un legame forte con il territorio. Noi abbiamo i rappresentanti del Comune di Borgoricco proprio come testimoni. Abbiamo una figura di bibliotecaria che ha preso a cuore tutto questo, e ancora una volta dobbiamo parlare del concetto del prendersi cura, perché se non ci fosse stato qualcuno a prendersi cura, noi questa conoscenza oggi non ce l'avremo. E quindi mi piace anche dire che bisogna sottolineare come la conoscenza senza la memoria sia priva di valore. Ecco che quindi la memoria serve per fare tesoro delle esperienze passate, e la memoria ha un senso solo se viene trasmessa. E noi siamo qui proprio per questo oggi, per trasmettere di generazione in generazione. Ed ecco che lo strumento che gli autori di questo testo hanno deciso di promuovere è quello della narrazione a fumetti, perché siccome il testo verrà poi anche distribuito agli alunni delle scuole, ovviamente è un metodo di comunicazione che sicuramente farà anche una presa maggiore. Quindi, ed in questo contesto quindi si inserisce questo grande lavoro, davvero grande, che è stato fatto. Ora, tra i presenti oggi avrebbe dovuto esserci anche il sindaco di Borgoricco, l'amico Alberto Stefani, che però mi ha lasciato questo messaggio. Oggi per la cultura locale del mio comune è un giorno speciale. Impossibilitato ad essere presente per una concomitante conferenza stampa, sono comunque confortato dalla presenza del vice sindaco Maria Chiara, vera anima del settore cultura e promotrice di quel viaggio storico, artistico e culturale che Borgoricco in questi ultimi anni ha realizzato attorno alla figura di Cesco Tomaselli.
Sete di avventura, esplorazione, attaccamento alle radici sono valori che segnano ancora il percorso di comunità locali che resistono all'omologazione piatta del globalismo. È per questo che i viaggi di Cesco Tomaselli possono rappresentare ancora oggi una fonte inesauribile di ispirazione che abbiamo voluto dedicare anche ai più piccoli con altri percorsi didattici. Ringrazio il Presidente Roberto Ciambetti, la Presidente Francesca Scatto, Nicoletta Masetto, Matteo Maccini, Irene Carbone e tutti coloro che si sono adoperati per la presentazione di quest'opera così significativa. Borgorico è onorata di portare il suo piccolo tassello di storia nella cornice della città più bella del mondo. Onorevole Alberto Stefani, Sindaco di Borgorico. Allora io adesso do la parola all'assessore Maria Chiara Franchin che vi dirà il seguito. Grazie. Buongiorno a tutti, io naturalmente porto i saluti di Alberto, ha scritto questa testimonianza, però vi posso garantire che ha vissuto in prima persona l'impegno dell'amministrazione nel recuperare questa figura storica che rappresenta Borgorico nel mondo, un corrispondente che ha viaggiato, che ha portato anche qualcosa di Borgorico nel mondo. Devo dire e devo ringraziare soprattutto il Presidente Ciambetti, la Presidente della Commissione Cultura, la Regione che ha patrocinato anche il volume e quindi noi siamo molto riconoscenti di questa cosa. Sono molto emozionata perché Cesco Tomaselli aveva due luoghi del cuore. Uno era Borgorico, luogo dell'amore, aveva sposato Maria Anita Brissanin, e uno era appunto Venezia. Amava venire in questa città, si prendeva un appartamento nel Canal Grande e probabilmente questa cultura effervescente di questa città, la bellezza di questa città era anche, come dire, un'occasione di caricarsi dai lunghi viaggi che percorreva in giro per il mondo, e anche faticosi, perché fare il reportage nei luoghi di guerra, di situazioni, come si diceva, lui amava andare lì e testimoniare, non era semplice. Allora, Borgorico aveva questo patrimonio, aveva una biblioteca con tutti i suoi libri, che grazie, come è stato ricordato, alla bibliotecaria Vanna Agostini è stata recuperata, ma non era sufficiente. Una parte di tutto il patrimonio culturale di Cesco Tomaselli era stato lasciato alla parrocchia, e quindi questa amministrazione ha svolto un lavoro cosiddetto di fine, no? Come si dice, per recuperare anche questa parte e riunirla in un centro Cesco Tomaselli appunto, e soprattutto dedicare anche una saletta all'interno del centro culturale Aldo Rossi, che fa parte anche del percorso. Quando vengono in visita a trovare, a vedere il Museo della Centuriazione, c'è proprio questa saletta che parla di Cesco. Ci sono delle foto molto belle che tramite appunto un amico che è qua presente in sala abbiamo avuto l'occasione di recuperare e fare anche una mostra fotografica. E quindi quella saletta è il punto di partenza, non è certo il punto di arrivo, ma è il punto di partenza, perché deve essere l'anima per recuperare tutte le passioni di questo uomo, che ricordo, oltre a amare la letteratura, amava la poesia, amava la montagna. C'è anche un rappresentante appunto presente oggi che ringrazio, e quindi deve essere il punto di partenza per avvicinare le nuove generazioni a questo materiale. Cosa abbiamo dovuto fare per avvicinare appunto le nuove generazioni, come è stato detto? Tramite appunto anche la collaborazione dell'Istituto Comprensivo si è pensato di tradurlo in un fumetto, il linguaggio che appassiona di più, il linguaggio che può far conoscere un personaggio così articolato e complesso come Cesco Tomaselli, e quindi abbiamo fatto questo fumetto che verrà distribuito ai 700 e oltre ragazzi delle scuole medie. Ma Cesco Tomaselli ha anche legato un premio giornalistico, come è stato citato, e quindi per anni l'amministrazione comunale ha sempre promosso il premio giornalistico Cesco Tomaselli e anche quello junior, che coinvolge appunto i ragazzi delle scuole.
Tra altre cose, per me è veramente un piacere avere anche i rappresentanti, il sindaco e il vice sindaco dei ragazzi, quindi sono loro poi che porteranno la testimonianza di questo personaggio nelle scuole. Un altro amico che ha contribuito in questi anni appunto a fare diventare grande questo premio è stato il professor Finotti. Professor Finotti, che fa parte, è stato docente della Penn University, ma anche direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a New York, e ha dato un grossissimo contributo a questo premio giornalistico, che Nicoletta Masetto ha fatto veramente un lavoro, è sempre stata anche all'interno di questo premio, ma anche con questa edizione di questo fumetto ha fatto un lavoro di ricerca certosina, minuziosa, accattivante, perché ha raccontato dei fatti che possono avvicinare, accattivanti appunto i giovani, e quindi io sono qua per ringraziarla veramente di cuore. Io passerei, purtroppo il dottor Finotti non può essere presente qua fisicamente con noi, c'è come pensiero, c'è come simpatia e come amicizia, e so che ha lasciato un contributo che pregherei la regia se gentilmente lo può far vedere. Grazie. Il volume di cui oggi si parla, Cesco Tomaselli, Viaggi, Reportage, Avventure di un inviato speciale, è un volume di grande importanza per diversi motivi. In primo luogo perché la figura di Cesco Tomaselli è quella di un uomo che ha saputo guardare con gli occhi di un grande giornalista, ma anche di un grande scrittore, una realtà lontana e insieme una realtà vicina, la realtà dell'Italia. E spesso di questi viaggi italiani si è parlato poco. E in secondo luogo proprio perché Tomaselli rappresenta una linea novecentesca di letteratura che nasce proprio dal giornalismo. Grandi giornalisti sono stati grandi scrittori, e si può dire anche il contrario, grandi scrittori sono diventati giornalisti, penso a Moravia, penso a Piovene per esempio, proprio perché il giornalismo rappresentava un modo nuovo non solo di guardare al mondo, ma di scrivere. E quindi è molto bello che questo nuovo modo di guardare le cose oggi si incarni in una scrittura che si fa anche immagine, che in un certo senso torna alla realtà ciò che Cesco Tomaselli aveva cercato di mettere nella sua prosa, la forza dell'evidenza. Buon lavoro a tutti e grazie ancora a Nicoletta Masetto per aver compiuto con due bravissimi illustratori questo magnifico volume. Siamo molto onorati di questo contributo. Il professor Finotti in futuro so che farà parte di tantissimi progetti legati a questo centro studi, e io non posso che ringraziare tutti. Vedo anche i rappresentanti della struttura OIC, che è stata la casa di Cesco Tomaselli, dove amava trascorrere le estati, e quindi ci sono tanti racconti, no, Nicoletta, legati a questa vita di campagna in un certo senso, dove lui amava le cose semplici in quant'altro. Ringrazio il dottor Manfroi, il preside dell'Istituto Comprensivo, il rappresentante Nicoletto degli Alpini, e i ragazzi, la Vanna e tutte le persone che oggi veramente ci hanno accompagnato in questo viaggio, che comunque è un punto di partenza, non è certo un punto di arrivo. Grazie. Grazie mille, grazie al Presidente Ciambetti, alla Presidente Scatto, al Consiglio regionale che ci ospita. Ringrazio voi anche da parte di Matteo Mancini e Irene Carboni, che sono due giovani illustratori, Matteo è di Milano, Irene è di Torino, che si sono appassionati a questa storia, e quindi poi vi portano i saluti, e mi hanno anche scritto, si sono appassionati a questa storia di avventura, e sono stati, diciamo, i primi a cui ho posto questa domanda: secondo voi questa figura può ancora interessare dei ragazzi del terzo millennio?
E loro mi hanno detto assolutamente di sì, oltre ai ragazzi che lavorano in Becco Giallo, che è la casa editrice che si occupa di giornalismo a fumetti. Il presidente Ciambetti, anche la presidente Scatto e l'assessore Franchina hanno ben riassunto la figura di Cesco Tomaselli. Questa idea è nata semplicemente non per fare qualcosa di autoreferenziale del comune, eccetera, ma perché quando noi siamo andati con il premio giornalistico nazionale Tomaselli, in particolare la sezione junior, nelle scuole, a fare delle lezioni di giornalismo, partendo da queste figure di giornalisti in altri tempi, ma che andavano sui luoghi per vedere le cose, abbiamo visto un grandissimo interesse da parte dei ragazzi. Tu lo percepisci quando senti che c'è silenzio, non si muove foglia e ti ascoltano. Dopo tu nel racconto cerchi di essere accattivante, certo, ma questa figura incuriosiva. Quando gli dicevi che insomma tu puoi essere un reporter anche dietro casa tua, perché se hai quella curiosità che aveva Cesco, puoi esserlo davvero ovunque, in qualsiasi tempo, quindi in qualsiasi secolo e in qualsiasi spazio. Se pensate Cesco Tomaselli, quando visse lui, cioè quindi nato alla fine dell'Ottocento e poi lui morì nel 63 a Milano colpito da un infarto, adesso è seppellito a Borgoricco, già viaggiare era un'impresa. Nella corrida delle balene, lui partecipò perché inviato dal giornale, lui andò praticamente al Polo Sud e ci impiegò 3 mesi per arrivare, partendo da Suez, eccetera. Viaggi lunghissimi, impossibili, lo stesso quando seguì, come ricordava prima Ciambetti, l'impresa del Dirigibile Italia. Allora ci siamo chiesti, ma come può interessare una figura così, come può essere contemporanea a ragazzi che viaggiano velocissimi con gli smartphone, gli stessi, cioè trasporti fisici sono velocissimi, la stessa realtà virtuale. E noi abbiamo trovato il registro, e crediamo sia questo, sia il registro che tu per conoscere davvero un luogo, una persona, comunque un luogo, uno spazio, tu ci devi andare e lo devi respirare, come fece Tomaselli, lo devi respirare, lo devi sentire. Ogni luogo ha una sorta di sua musica, come scrive un altro bravissimo giornalista che è Paolo Rumiz. Ed è un pensiero questo che ha condiviso anche Ferruccio De Bortoli, che ci ha donato, io ringrazio, la prefazione. E quindi siamo molto grati a lui e anche a Marzio Breda, che è un altro giornalista del Corriere, che è nostro amico e fa parte della giuria del premio. Ecco, tra l'altro Cesco era curiosissimo sin da piccolo. Lui racconta che praticamente quando era bambino con il fratello che era più giovane, ed è una cosa che abbiamo scritto anche alla fine, lui a un certo punto sparirono questi due, abitavano qui a Venezia, nacque a Venezia, perché fecero uno dei primi reportage loro sui tetti di Venezia. Loro andarono a vedere Venezia dall'alto dei tetti, poi il padre li rimproverò. E sta curiosità, portata come è giusto per un bambino, per un ragazzo al limite, e dovrebbe essere così, la mantenne sempre. Come mantenne sempre la passione, ma anche il rigore per quello che faceva. E prima citava sia Francesca che anche l'assessore, nella saletta Cesco Tomaselli, che si trova, vi invito a vederla, nel centro civico Aldo Rossi, progettato da un'altra figura molto importante che lega il suo nome a Borgoricco, che è l'architetto Aldo Rossi, appunto, sono custoditi taccuini di Cesco, che sono 103. Cioè lui quando andava via annotava tutto, non solo le cose che vedeva che poi gli servivano per scrivere i pezzi, ma anche quello che comprava, cioè tutto. Quindi imparava e faceva conoscere altre civiltà, come ha ricordato anche prima il Presidente. Era locale e globale allo stesso tempo. Nel libro non abbiamo potuto raccontare tutto e non è una biografia. Abbiamo scelto gli eventi più importanti di cui lui fu testimone, appunto uno dei grandi testimoni del Novecento. Ha ricordato il Presidente prima l'impresa del Dirigibile Italia, ma poi anche la spedizione in Russia dell'Armir, che è poi al centro del suo libro Viaggio sul Don, e poi gli ultimi di Caporetto. Gli ultimi di Caporetto a livello giornalistico, allora lui non poté andare perché si trovava sul Pasubio, quindi lui non assistette a quanto accadde a Caporetto, però ci andò dopo pochi mesi e lui raccolse le testimonianze praticamente nei villaggi lì in Friuli
da chi visse in qualche modo e gliele raccontò. Quindi si può essere testimoni di un evento anche quando le ferite magari non sono ancora aperte, non immediate, ma si può raccogliere anche poi. Poi lui ci ha raccontato il Giappone in maniera assolutamente nuova, ma insomma poi si leggerà con aneddoti anche legati all'economia. L'impresa che lo portò a raccontare la storia della caccia alle balene, ma ci parlerà poi Manfredo Manfroi in maniera più dettagliata, e poi abbiamo raccontato il suo legame con Borgoricco. Qualche aneddoto, se volete, se avete piacere, ecco, perché poi abbiamo cercato di tutte le storie anche degli aneddoti proprio per rendere queste storie più accattivanti. Per esempio, è passata la storia, questa impresa al seguito di Nobile. A un certo punto ci sono dei viaggi che accompagnano la conquista del polo, e sono 3. Allora, Tomaselli riesce a farne 2. Quando si arriva al terzo c'è questa tempesta di neve e devono praticamente liberarsi di questa zavorra, perché praticamente non riusciva a salire il dirigibile e andare su. Quindi oltre a liberarsi di zavorra, di cariche eccetera, devono fare a meno anche di persone. Quindi i giornalisti erano 2, c'erano Francesco e Cesco Tomaselli e c'era anche Ugo Lago. Loro fanno testa o croce, forse Lago bara, non si sa, però alla fine Cesco Tomaselli non ce la fa, perde, e quindi vola Lago, sale Lago, e poi Lago purtroppo morì insieme a 6 che erano legati alla navicella che si stacca, mentre l'altro, cioè praticamente dirigibile, impatta proprio sul PAC e morirono. Altri poi sono quelli che sono al centro della vicenda della Terra Rossa. Certo, lui si arrabbiò tantissimo, perché per lui, cioè, non andare a documentare, quindi la prima cosa, la reazione, che poi la scrive anche di grande arrabbiatura, il giornale ti manda a fare reportage sull'impresa del secolo e tu non ci riesci. L'altra cosa molto carina, se volete, quando lui va e poi viene inviato nel giro di una settimana, si deve attrezzare e partire per raccontare la corrida delle balene, perché serviva praticamente, poi ci racconterai tu Manfredo magari, l'olio veniva usato per la guerra in pratica. Lui deve raccontare la vita che avviene lì, questa caccia alle balene, e per la prima volta anche lui racconta come in effetti non ci sia questo grande rispetto dell'ambiente e di tutto l'ecosistema. Lui deve partire e si documenta, perché è uno che si documenta alla grande, studia tantissimo, lo scrive anche Ferruccio De Bortoli proprio nella prefazione. Lui allora il primo libro che legge è Moby Dick, e poi però gli viene in mente che nella sua biblioteca, grandissima biblioteca con 4.000 libri, c'è un libro di un naturalista americano che era stato anche lui a fare la corrida delle balene. Allora apre questo libro, legge e a un certo punto comincia a sussultare, perché trova scritto che sostanzialmente se tu, cioè questo naturalista consiglia, se tu vai e segui queste baleniere, portati qualcosa da mangiare a casa, perché ti tocca mangiare solo carne di balena, che è, cioè, veramente, assolutamente sangue, schifosissima, eccetera. Lui trasale, praticamente chiama la moglie un sabato pomeriggio e gli dice: guarda, tu assolutamente mi devi procurare, io devo portarmi su qualcosa. Fa: dove vado a cercare? Allora chiama praticamente il casoin veneto di Borgoricco, lo chiama il sabato pomeriggio, domenica, lunedì parte con questo grande cassone che poi andrà proprio al Polo Sud. Ci stanno dentro, procura spaghetti, parmigiano, olio e poi anche maltagliati, insomma, a livello di pasta. Quindi questo carico arriva proprio al Polo Sud e a un certo punto farà la lotteria di Natale con questi marinai norvegesi, e non solo i marinai norvegesi che salivano nelle baleniere, e lo decretano, insomma, lo nominano il primo importatore nel Polo Sud di spaghetti. Ecco, noi abbiamo raccontato, questi sono 6 grandi storie. Ci sono, come diceva il professor Finotti, che è il nostro presidente, c'è tutto un viaggio in Italia da percorrere dentro i suoi taccuini, perché lui racconta dei minatori e delle miniere del Sulcis, per esempio, racconta anche dei primi trafori che vengono costruiti e quindi in qualche modo della violazione della montagna,
E, insomma, c'è un altro Cesco da raccontare. Questo è un punto di inizio, perché adesso questo libro andrà portato in tutte le scuole. Ecco, io non ho altro da aggiungere, leggetelo. Allora, io invito Manfredo Manfroi, che è veneziano doc, e allora è presidente onorario del Circolo Fotografico La Gondola, ha fatto parte della commissione culturale della FIAF, che è la federazione italiana che raggruppa le associazioni fotografiche, ed è stato insignito sia del benemerito della fotografia italiana ma anche seminatore della federazione. È docente di storia tecnica della fotografia all'Università della Terza Età di Venezia, centro storico, presidente della giuria del concorso internazionale per corti d'autore Francesco Pasinetti, ma soprattutto ha curato la mostra Cesco Tomaselli, un'avventura tra ghiacci e balene, che è stata fatta tra i comuni di Mirano e Borgoricco ed è nata da qualcosa di insolito. Grazie Manfredo. Questo evento, aggiungo al curriculum così dettagliato anche il fatto che sono stato giornalista pubblicista. A proposito di verità, ecco, no, anche se poi la tesa va. E sì, ecco, una premessa però va fatta, e cioè quando si parla di verità da parte dei giornalisti è una responsabilità enorme quella che, per quello ho detto anche che anch'io ho potuto anche constatare la difficoltà di essere aderenti a un fatto quando si mette giù, quando si scrive. Ci si deve chiedere sempre qual è il senso e la verità profonda, cosa che secondo me non è mai raggiungibile. Però ci si può avvicinare con onestà, ecco, questo sì. E così fecero anche gli inviati speciali, che sono figure leggendarie, non solamente Tomaselli, ma ne cito Paolo Monelli, Lamberti Sorrentino, Orio Vergani, scusate, Curzio Malaparte, Indro Montanelli, ecco, tutti costoro che poi tra le due guerre e poi nel dopoguerra ebbero così una funzione sempre più importante nell'opinione, formare l'opinione pubblica del paese. Ecco, a lei si spettava il compito di raccontare qualcosa che veniva lontano. I tempi, come è già stato detto, del mondo erano enormemente superiori a quelli attuali. Oggi la figura dell'inviato speciale è sostituita dal corrispondente. Vedete in televisione queste gente coraggiosa anche questa però, perché spesso ha le bombe dietro la schiena, che racconta i fatti così come avvengono al momento, ma quella volta non era così. Quindi bisogna affidarsi alla penna e sperare che arrivasse il messaggio. Per quanto riguarda il mio intervento, e cioè la corrida delle balene, il direttore del Corriere Borrelli lo chiama proprio in virtù di questo trascorso che aveva avuto fortunatamente e sfortunatamente con il Digibile Italia, e dice vai a documentare la caccia alle balene nell'Antartico. Quella volta lì l'Antartico era di là da venire, era distantissimo, per cui si imbarca su una nave, come ha detto, prepara armi e bagagli, gli famosi spaghetti che poi nutriranno in una cena speciale gli uomini della Pelagos, non dell'Aglo-Nors, perché l'Aglo-Nors è la nave che lo porta, ma è la Pelagos, la nave che era della compagnia White Star, tra le altre cose, quella del Titanic. E perciò si prende pellicce, cose e una macchina fotografica, una Leica. Ho avuto la conferma che era proprio una Leica recentemente da uno dei, non mi ricordo chi, mi ha detto guardi che aveva proprio una Leica. E dei rullini, ovviamente. Si imbarca, scende in verticale, trasborda sulla Pelagos e lì comincia la sua avventura di reporter, di cronista, documentata anche dalla fotografia. Cioè, pensate che
non è che avesse uno spazio orizzontale, tanto siamo al polo sud, luce scarsa, vabbè, temperature non certamente ideali, condizioni quindi di ripresa delle fotografie molto precarie, molto difficili. Ciononostante riesce a raccogliere un certo numero di rullini. Il tempo trascorre, assiste, come già stato detto, a questo massacro autentico. C'è da tener conto che all'epoca il sentimento ambientalista era del tutto inesistente, cioè si pensava che le risorse del mondo fossero infinite, per cui si poteva, la Pelagos raccolse qualcosa come 19.000 barili di olio. Questo olio non è che servisse per alimentare per la cucina, ma no, serviva a scopi bellici, in quanto che nel 1938 eravamo vicini allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e per cui a supporto o in alternativa al petrolio si pensò bene di usare l'olio di balena. Una volta massacrati gli animali, estratto l'olio, le carcasse ne buttate a mare e così finiva. Lui documentò questo scempio, che all'epoca scempio non pensavo, tanto più c'era la caccia grossa, tutti andavano ad ammazzare rinoceronti, leoni in Africa senza nessun problema, anzi ne facevano anche vanto i trofei, in tante case, specialmente gli inglesi. Bene. Raccolse perciò in condizioni molto precarie queste fotografie che riportò. Pensate che usava delle pellicole a bassa sensibilità, perché quelle erano 15 DIN, quindi cosa significava? Avere una pellicola a bassa sensibilità significa avere un tempo di esposizione molto lento, e avere un tempo di esposizione molto lento significa anche avere spesso il mosso, perché ovviamente più tempo impieghi all'apertura del diaframma e più difficoltà hai a mantenere. Ciò nonostante le fa dalla nave, fotografa e tutti i personaggi che ci sono, ma quello è tutto sommato anche molta fantasia, devo dire, dal punto di vista fotografico, per riuscire a realizzare questo reportage visivo. Raccoglie tutto questo materiale, e anche poi c'è da tener conto che il viaggio per le emulsioni delle pellicole non è proprio semplicissimo, si passa da sotto zero, deve passare all'equatore, quindi caldo, poi fresco, quindi le emulsioni possono anche alterarsi, cioè nonostante miracolosamente le pellicole rimangono intatte, vengono conservate, dopodiché c'è un intervallo lunghissimo di tempo fino al giorno in cui un fotografo di Milano, Aldo Gabbana, compra un mobiletto da un rigattiere e dentro cosa trova? Una scatola con dei negativi, con molti negativi. Siccome è un fotografo curiosissimo, li sviluppa, li stampa a contatto e salta fuori questo percorso di Cesco Tomaselli, cioè la documentazione visiva di quello che aveva fatto. Chiama il figlio Riccardo, con cui che collaborava con noi per Milano Fotografia. Riccardo mi convoca e dice: Manfredo, vieni a vedere. Andiamo a vedere io e il povero Pierpaolo Fassetta e rimaniamo entusiasti, bisogna stamparla e dico bisogna fare qualcosa. E così succede che dai e dai combiniamo e viene fuori la mostra. Contattiamo l'amministrazione di Borgorico, siete interessati? Sì, siamo interessatissime, vengono, e viene fatta la prima mostra lì alla Barchessa di Villa Giustiniana a Milano, dopodiché viene replicata a Borgorico. Ecco, questo serve a dare lo spunto per vedere un po' che cosa succedeva. Ecco, quindi Tomaselli lo racconta bene, senza enfasi, senza retorica, tranquillo, non è un fotografo in realtà, però se la cava egregiamente con la macchina fotografica e ci lascia un documento importante sotto tanti punti di vista, umani anche, perché bisogna pensare che queste persone, questi marinai, rimangono fuori dal mondo per 6, 7, 8 mesi, quindi in condizioni anche climatiche, ma anche di vita difficili, no? Pensate solamente al cibo, l'insalata, pomodori, dove? Fanno una festa quando gli viene dato gli spaghetti, no? Sta gente qua. Cioè, pensate anche come oggi, no? Queste cose sarebbero neanche più immaginabili, ma prima degli anni 40, il vero partiacque, la Seconda Guerra Mondiale, ecco, proprio questo avviene. Ecco,
Un'ultima annotazione sul rapporto fotografia-scrittura. Il nostro giornalismo d'anteguerra era prevalentemente di origine umanistica, cioè si scriveva. Pensate che solamente nel 1934 il Corriere della Sera mette una fotografia sul giornale. Perché questo? Perché la parola vale molto di più all'epoca della fotografia. Paolo Monelli, uno dei famosi inviati speciali, dice più o meno: in fondo cosa fa? Il primo a essere stupito di quello che viene fuori dalla macchina fotografica è lo stesso autore, perché lì la freddezza dell'immagine, se vuoi mettere la parola come riesci a descrivere meglio. Ecco, in questo conflitto fra parola e fotografia rimane un po' così, il peso del nostro fotogiornalismo e del giornalismo italiano, che solamente verso la fine degli anni 40, epoca per esempio, cominciò a pensare veramente quello che in America già si era pensato con Life quando era nata nel 1936, in cui invece la fotografia aveva la prevalenza e l'americano aveva tempo da perdere a stare lì a leggersi tanto, aveva la fotografia, la didascalia, e lì leggeva mentre era appiccicato al tram, andava al lavoro. Ecco, quindi noi invece, proprio succubi di questa tradizione che veramente influenzò e pesò moltissimo anche sullo sviluppo del fotogiornalismo, francamente non so perché Tomaselli si portò, evidentemente aveva anche un bisogno di fotografare, di testimoniare, ma il fatto che lui già questo lo crea come un precursore in un certo modo del fotogiornalismo dell'epoca e anche successiva. Ecco, quindi è una figura che, al di là poi dei meriti giornalistici che sono già stati illustrati, ha anche un peso, diciamo così, anche dal punto di vista fotografico. Grazie. Beh, allora, intanto immagino che abbiate nel frattempo visto scorrere le immagini di questi racconti, che sono racconti veritieri, non sono fantasiosi, non sono stati inventati. C'è stato chi veramente li ha vissuti e ci ha fornito minuziosamente i dati e ha soddisfatto anche quelle che potevano essere veramente le curiosità. Allora, io volevo anche dire che, perché è una cosa che mi ha colpita moltissimo, al di là del fatto della compilazione del libro, di questo modo così accattivante qual è quello dei fumetti, volevo anche ricordare che è un esempio di mecenatismo, perché questo lavoro è stato anche frutto della contribuzione di Michele Bragagnolo, che è un imprenditore di Borgoricco, e quindi abbiamo la dimostrazione che molte volte veramente ciò di cui abbiamo bisogno, di cui la cultura ha bisogno, di cui tutto il nostro mondo ha bisogno, sia un'attenzione particolare, un amore per la cultura, intesa come momento di crescita per l'umanità, perché la cultura accomuna tutti. E soltanto se facciamo esperienza di questo, ecco perché questi sono momenti davvero importanti. Allora io credo che possiamo cambiare molte cose. Magari qualcuno mi vedrà un po' come una visionaria, però io ci credo e finché avrò questo ruolo farò tutto il possibile per gridarlo veramente, veramente a tutti. Quindi, ciò detto, io devo ringraziare anche personalmente davvero il preside dell'Istituto Comprensivo, perché è una dimostrazione di come
la scuola, di come ci possa essere una collaborazione, di come ci sia quel fil rouge che fa andare avanti in una determinata direzione. Quindi grazie professore, e un particolare ringraziamento anche ai rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi che sono qui, perché poi tutto questo è stato fatto anche per loro. Quindi io direi che magari se vogliono raggiungerci, giusto per un saluto, visto che siete arrivati fin qua. Volete dire qualcosa? Io sono il sindaco. Io sono il sindaco del CCR, che è il Consiglio Comunale dei Ragazzi. In tutto siamo 11 ragazzi, però siamo venuti noi due come rappresentanti insieme al preside, che ci ha dato questa occasione per esprimerci e vedere ciò che abbiamo fatto, e che, visto che anche a scuola ne abbiamo parlato di questo argomento di Cesco Tomaselli, possiamo come si dice? Apprendere, ecco. Vai. Allora io vorrei ringraziare molto per chi ci ha dato questa occasione. Il nostro istituto è un istituto che è molto fortunato perché ha un territorio che collabora moltissimo, l'amministrazione comunale in primis, ma anche abbiamo preso contatti anche con rappresentanti della fondazione per fare in modo di coinvolgere i nostri ragazzi in qualche momento presso la residenza di Borgoricco. Ci sarà questa consegna dei testi a tutti quanti i ragazzi, e poi anche un lavoro perché questo testo venga ripreso anche dagli insegnanti. Questo è un progetto che è inserito nel piano triennale dell'offerta formativa, come anche il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi. E poi credo che per loro sia anche molto importante vivere questi momenti che per loro sono come dei compiti autentici, cioè ogni tanto staccare, venire via dalla routine della scuola, che non è sempre tanto routine, perché a scuola non si sa mai cosa capita ogni giorno, ma fare anche delle esperienze significative. Loro sono state elette insieme con il Consiglio Comunale dei Ragazzi da più di 300 alunni. Cioè ogni anno noi facciamo le elezioni, c'è tutta una procedura che coinvolge l'amministrazione comunale, i genitori, i ragazzi, le candidature, le votazioni, la nomina dei seggi, dei rappresentanti, eccetera. Quindi è un esercizio di democrazia al quale noi crediamo, e crediamo molto, perché crediamo che lo spirito del mettersi a disposizione del volontariato nasce anche dai banchi di scuola, anzi direi che nasce soprattutto dai banchi di scuola, e noi siamo contenti di provare a metterli a contatto con associazioni come l'associazione Alpini, con la quale negli anni passati abbiamo organizzato delle uscite insieme sui luoghi della Grande Guerra, perché un conto è spiegare Ungaretti e un conto è leggere una poesia di Ungaretti dentro una trincea, nel bosco, in mezzo al fango, è un'altra cosa. E sono quelle esperienze che secondo me restano, e restano molto di più, compresa anche la famosa colazione e merenda con gli alpini che poi i ragazzi si portano e si ricordano, resta nella loro mente, nel loro cuore, e perché siamo convinti che adesso magari queste cose passano e loro non se ne accorgono, ma resteranno. E il nostro obiettivo è quello di essere strumenti, di avvicinarli a queste esperienze, e quindi grazie a voi e grazie a chi ha reso possibile questo momento. E io finché ci sarò in questo istituto posso dire che la collaborazione sarà sempre massima, e ringrazio veramente per questa grande collaborazione e attenzione al mondo della scuola.